Abbiamo fatto un accesso agli atti e gli uffici ci hanno detto che pratiche e attività in capo all'anagrafe sono più di 1 milione per 116 dipendenti. Abbiamo calcolato all'incirca che si tratta di 9.000 pratiche all'anno per ogni dipendente. 116 dipendenti sono reputati troppo pochi per sbrigare 1 milione di pratiche, a volte così complesse da richiedere settimane di lavoro. Saltato il tentativo di conciliazione in prefettura, venerdì 7 giugno Anagrafe, Stato Civile e URP del Comune di Venezia scenderanno in sciopero con un presidio in via Palazzo a Mestre. Se in questa vicenda da un lato ci sono questioni tecniche e sindacali, dall'altro a muovere la protesta sono anche motivazioni politiche, perché dove e come spendere le risorse disponibili a Caffarsetti lo decide la giunta comunale ed è al governo della città che i lavoratori chiedono assunzioni per salvaguardare il servizio. Questa carenza di personale incide sul servizio che si danno ai cittadini, tanto che molti protestano, come è emerso in questi giorni anche dalla stampa, per il ritardo, nelle pratiche. Quindi va di pari passo la protesta giusta dei lavoratori con il servizio che stiamo dando, probabilmente negativo, ai cittadini. Sambo ricorda la chiusura di alcuni uffici dell'Anagrafe, dalla Giudecca a Venezia al Parco della Bissuola a Mestre, dovuto ad una carenza di personale alla quale pare volersi ovviare con meno di una decina di nuove assunzioni, un numero ritenuto insufficiente. Questa amministrazione ha deciso di investire solo sul versante della sicurezza dei vigili, l'abbiamo sempre detto, ben venga, ma non basta, non può andare a discapito di tutti gli altri servizi del Comune.